Nei tempi antichi, per produrre dei gomitoli, delle matasse di filo, di lino, di cotone, di lana, c'era la figura della matassara, ovvero a trapanarella, che usava uno strumento davvero particolare, che era detto trapanaturo. Trapanarella con trapanatura, trapana mia figlia pure. E trapanando miezza sti guai, canta canzone da cuccolaia. Sì, la canzone Trapanarella, che viene cantata dalla nuova compagnia di canto popolare, è la canzone che ci mostra appunto la figura di questa donna che per realizzare matasse di filo utilizzava uno strumento particolare, o trapanatura. Ora, sulla parola trapanatura ne ho sentito tante, ognuno si figura cosa sia. In realtà trapanatura è un'altra di quelle parole che dimostra che la lingua napoletana è lingua. Pensate che si tradurrebbe in italiano con la parola aspo. Aspo, cioè, ora l'aspo, sapete cos'era? Era quello strumento che aveva è lo strumento che qualcuno utilizza ancora, che aveva la forma di scheletro di ombrello, che ruotando avvolgeva i fili, e dalla rotazione, quindi somigliava al movimento del trapano, nasce il termine trapanaturo in lingua napoletana, simile all'arcolaio, solo che mentre l'aspo serviva per arrotolare le matasse, per creare le matasse, per costruirle, l'arcolaio serviva invece al contrario per disfarle. Ora potete immaginare che per una anziana trapanarella o trapanatura, cioè l'aspo, è lo strumento che le procurava da vivere, indispensabile per il suo lavoro. Eppure c'è un detto napoletano che dice: a vecchie o 30 maggio mi ha detto trapanatura o fuoca. Cioè, un improvviso colpo di freddo fu talmente forte che costrinse la vecchia a sacrificare il suo povero trapanaturo, l'aspo, lo strumento fondamentale per il suo lavoro. È un detto che ci invita sempre a essere prudenti, bisogna aspettarsi in ogni momento un cambiamento che può avvenire da qualunque modo. 30 maggio, siamo ormai alle porte dell'inverno, l'estate ormai è alle porte e invece un colpo di freddo costringe la vecchia a bruciare l'aspo. C'è un altro detto che dice a vecchio 30 agosto mi ha detto trapanatura o fuoco. In realtà le due versioni sono compatibili, perché il 30 agosto, l'estate ormai è finita, è praticamente alle porte, ci si aspetta un tempo però ancora abbastanza caldo, e invece l'imprevedibilità, come devo dire, del tempo meteorologico costrinse il 30 agosto a bruciare e a rinunciare allo strumento del suo lavoro. Stiamo sempre attenti, aspettiamoci sempre un cambiamento improvviso. O trapanaturo costituì la meccanizzazione, no, della filatura. Prima la filatura si faceva a mano con il fuso, uno strumento che si usava insieme alla canocchia, fuso e canocchia, per arrotolare le fibre vegetali e per farne in qualche modo un filo. Il fuso, lo sapete, è un pezzo di legno che è panciuto nel centro e va assottigliandosi verso le due estremità, ha la forma affusolata, insomma, come si dice. In napoletano il fuso diventa fose ed entra in un detto napoletano bellissimo che diceva: io can ci stanno fosa an bennere. Qua non ci sta niente da fare, è così, è come ti sto dicendo. E poi per corruzione, dato che il fuso era anche una simbologia fallica, in qualche modo, il detto diventa ca non ci stanno cazzo an bennere, ok? Il detto non ci stanno fosa an bennere era un modo anche per respingere un opportuno, uno sprovveduto corteggiatore, perché il fuso, il fos, simboleggiava i pregi di una donna, l'assoluta onestà dei costumi anche sessuali di una donna. E nella poesia Prezzatella Capera celebriamo Raffaele Viviani, perché quest'anno cadono i 75 anni dalla morte di Raffaele Viviani. Nella poesia di Prezzatella Capera lei appunto dice: non dicendo a mancamento sono onesto, non ci stanno fosse an bene la sta veste, ma mantengo in coppa mia, innamorata, a rassusia, che bribanta malattia. Ecco, il fuso diventa il simbolo della purezza. Io non ti concederò mai un appiglio, la mia veste è bianca, liscia, immacolata, non c'è una pieghetta, un buculillo, uno sprucculillo dove appendere il fuso, quindi non ci stanno fosa a appendere a sta veste. La donna morigerata per Viviani non ti concede nessun appiglio, nessun uomo può ottenere dei facili favori da qualunque donna, perché la femmina onesta non si concede. Stat so, e per sapere, poi lì in mano a quello a me. È tutto